Sono convinto che quei soldi arriveranno. Avevo avuto assicurazioni assieme al sindaco di Curtarolo dal ministro in persona che ci aveva assicurato. Anche il governo lascia solo il presidente della provincia di Padova e non inserisce nella manovra i fondi per la sistemazione del ponte di Curtarolo come aveva promesso. L'emendamento presentato è stato bocciato al momento di dare una risposta definitiva all'Alta Padovana, una decisione che di fatto lascia il costo della manutenzione alla provincia. La strada è una strada di valenza internazionale, quindi deve passare ad ANAS e non possiamo essere lasciati soli. E allora ecco la provocazione di Bui che subito dopo Capodanno andrà a Roma. Tornerò a Roma e mi fermerò a Roma finché i soldi non li porterò a casa. Non ho avuto risposte da nessuno e combatterò per avere queste risposte. Mettere la Valsugana sotto la competenza dell'ANAS significa anche dare una risposta alle imprese del cittadellese, sempre più in difficoltà nel trasferire le merci per l'intasamento perenne di quella strada. Servono nuove infrastrutture e non solo il ponte. Il problema non è solo il ponte, è che la Valsugana non è più adeguata per quel tipo di traffico e molti ignorano che le aziende delle cittadellese stanno scappando perché non riescono più a trasportare le merci. Intanto con una nota intervengono i parlamentari della Lega, Bitonci e Ostellari. Un modo per trovare i soldi esiste, dicono, ma c'è solo un mese di tempo. Per accedere ai finanziamenti il presidente della provincia, entro la fine di gennaio, dovrà segnalare che il rifacimento del ponte non è rimandabile. Compiuto questo passo il Ministero potrà attingere da un fondo speciale, affermano i leghisti. Intanto i cittadini dell'Alta aspettano.